Buonasera dalla redazione TG10, nei titoli gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Domani urne aperte per eleggere i deputati europei in Calabria, 137 comuni chiamati a scegliere i nuovi sindaci, fari accesi su Vibo, Rende e Corigliano Rossano. Schiaffi e insulti ai piccoli alunni, manette un insegnante della scuola elementare del Lametino, alla donna concessi domiciliari. È scattato il blocco delle assunzioni, il tavolo adduce lo certifica, il disavanzo è alto e non c'è alcuna possibilità di implementare le piante organiche negli ospedali. 54 migranti sono sbarcati la notte scorsa nel porto di Crotone dopo essere stati soccorsi da un pattugliatore della Guardia di Finanza, individuati e arrestati 2 presunti scafisti. 3 medici di base denunciati per truffa in seguito a un controllo operato dai NAS in un centro medico associato di Catanzaro. La spiaggia è sporca? Ci pensano i bambini a pulire. A Vibo Marina un progetto della Capitaneria di Porto ha coinvolto le scuole cittadine. Il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio, risponde a un post del sindaco Occhiuto sulla questione stadio, invitandolo a un confronto risolutore. Ancora buonasera dunque dalla redazione del TG10, le elezioni in primo piano, domani urne aperte per europee amministrative, in Calabria sono 137 comuni chiamati ad eleggere i nuovi sindaci, avete sentito i riflettori accesi su Vibo, Corigliano Rossano e Rende, seguiremo il voto in diretta domani dalle 23:30 e poi lunedì mattina dalle 12, ma intanto vediamo i nostri servizi. Ci siamo, il fiato sospeso dei candidati e i seggi aperti, l'Election Day è arrivato domani, urne aperte dalle 7 alle 23, si voterà per il rinnovo dei rappresentanti al Parlamento europeo e per il rinnovo di 137 consigli comunali in Calabria. Molta l'attenzione sulle amministrative, l'unico capoluogo di provincia chiamato ad eleggere il sindaco per la fine anticipata della legislatura è Vibo Valentia. Gli altri centri con più di 15.000 abitanti coinvolti nella tornata elettorale sono Corigliano Rossano, Rende, Montaltufugo e Gioia Tauro. In queste 5 città previsto il doppio turno se nessuno dei candidati a sindaco raggiunge il 50% più 1 dei consensi. Gli eventuali ballottaggi in programma domenica 9 giugno. Teleuropa Network come sempre seguirà in diretta lo spoglio. Domenica sera alle 23:30 l'appuntamento per i risultati delle europee e lunedì cominceremo a mezzogiorno per seguire lo spoglio delle comunali che comincerà alle 14. In provincia di Cosenza sono 68 i sindaci, c'è attesa a Corigliano Rossano dove si voterà per la prima volta dopo la fusione amministrativa che ha decretato la nascita della nuova città, la terza della Calabria. Vince il civismo nelle liste in quasi tutti i centri piccoli e grandi chiamati al voto e poi ci sono i numeri degli aspiranti consiglieri. Record a Corigliano Rossano dove sono ben 616, 27 le liste, 3 i candidati a sindaco. A Rende se ne contano 580 con 9 candidati sindaco, Montaltufugo circa 300, 3 i candidati sindaco. Sul regionale attenzione massima a San Luca dove si torna al voto dopo 11 anni, 2 i candidati sindaco. Tornata elettorale decisiva per il governo di buona parte di grandi e piccoli paesi della Calabria. I più accorti definiscono questa competizione europea come il probabile ingresso del nostro paese nella Terza Repubblica. Non fosse altro che sul piano della comunicazione politica è cambiata, infatti, per sempre l'estetica elettorale. Per la prima volta le facce che partecipano alla competizione sono passate da WhatsApp, Facebook, Instagram e attraverso i video. Fino a ieri i candidati ti guardavano dall'alto in basso, incravattati o scamiciati, sui muri, sui volantini, dai santini elettorali. Adesso tutto si condivide, messaggio, foto, richiesta di voto. Questa competizione è stata vissuta all'insegna della invadenza tecnologica, la modernità che cancella i vecchi riti elettorali. Sono scomparsi i faccioni che invadevano i muri delle nostre città, delle nostre piazze, dei nostri quartieri e perfino del nostro condominio. Non vi è più notizia nemmeno delle cene elettorali, niente più ristoranti affollati, sostenitori presunti e candidati speranzosi, dal menù alla carta alla pizzeria, quando va bene. È finita l'epoca dei buoni benzina elargiti dai procacciatori di consensi, dalle truppe cammellate e dei comizi partecipati. Certo, nelle amministrative qualcosa ancora regge perché nelle piccole realtà, dove si conoscono tutti e dove la platea dei candidati è enorme, rimangono piccoli retaggi della campagna elettorale che fu. Addio insomma alle adunate in piazza stile anni 2000, sostituite dai più modesti inviti al wine bar, da condividere poi su Facebook
e quindi nelle tante piccole bolle di internet, confezionati ciascuno nel proprio spazio autogestito e autoreferenziale. Ognuno si rivolge ai propri lettori in una sofistica di messaggi che nulla hanno a che vedere con lo scambio di opinioni. Non c'è più la campagna elettorale di una volta, è la modernità, bellezza. Riflettori accesi, come dicevamo, anche a Rende. Vediamo nel prossimo servizio alcune curiosità che riguardano proprio la città del Campagnano. Siamo agli sgoccioli, fra poco meno di qualche ora si apriranno i seggi e gli elettori saranno chiamati ad esprimersi sulla competizione europea e in alcuni comuni sulle amministrative, fra quelli con più di 15.000 abitanti. Nella nostra regione c'è Rende, una realtà politica su cui c'è molta attenzione, che conta 35.708 abitanti, 9 i candidati a sindaco e 26 le liste a sostegno, ma siamo stati negli uffici elettorali del comune per raccogliere alcuni dati che riguardano innanzitutto gli aventi diritto, che sono 29.142, fra questi tanti giovanissimi che hanno appena compiuto 18 anni e proprio 2 di loro spegneranno domani le candeline e avranno il diritto ad esprimere la preferenza. 26 ultracentenari che sulla carta avrebbero potuto votare, ma ci dicono che sono in corso ancora delle verifiche da parte della Polizia Municipale, perché il dato è di molto ridimensionato, visto che in tanti si sono trasferiti all'estero e in alcuni casi sono deceduti, ma i consolati non hanno dato comunicazione ai comuni di appartenenza. In queste ore gli uffici resteranno aperti anche domani per permettere ai cittadini di recuperare le schede elettorali. Qualcuno ha già provveduto questa mattina. Sono venuto poco fa a ritirare la tessera elettorale perché avevo finito i timbri che apporta il presidente di seggio ad ogni votazione. Quindi ho approfittato in giorni che in misura straordinaria i servizi comunali sono aperti tutta la giornata di oggi e domani e per non arrivare all'ultimo minuto abbiamo preferito ritirarla oggi. Come dicono un vecchio detto antico, chi ha tempo non aspetti tempo. Era scaduta, una volta la portavano a casa, adesso è il cittadino che deve andare al comune. Quindi ha anticipato i tempi, diceva sabato perché così evito di trovare La fila. Sperando che non trovo oggi la fila. Fra gli elettori c'è anche chi 5 anni fa non ha potuto esprimere la preferenza perché studente fuori sede. Sono tornato apposta qui a Rende proprio per ritirare la tessera elettorale e per esprimere la nostra opinione, proprio perché è giusto votare e non volevo far mancare a Rende, dato che sono cresciuto qui, il mio voto. E adesso apriamo la pagina di cronaca con un'altra storia incresciosa che viene dal Lametino. Un'insegnante di una scuola elementare è stata arrestata e posta ai domiciliari dei carabinieri della compagnia Lamezia Terme con l'accusa di maltrattamenti in danno ai minori, schiaffi, insulti, frasi ingiuriose all'indirizzo dei piccoli alunni. Vediamo. Ancora una volta le telecamere piazzate in una scuola dagli inquirenti hanno documentato violenze fisiche e verbali su alunni dai 5 ai 7 anni da parte di chi ha il compito di insegnare e aiutare i bambini nel processo di sviluppo personale e sociale. Invece i metodi utilizzati dalla maestra di una scuola primaria del Lametino si basavano su botte e insulti. A scoprire l'ennesimo caso di maltrattamenti sono stati i carabinieri della compagnia di Lamezia Terme che hanno arrestato un insegnante di Falerna. La donna di 56 anni è stata posta ai domiciliari. Sono stati alcuni genitori a rivolgersi al dirigente scolastico al quale hanno riferito il racconto fatto dai propri figli. All'inizio si pensava fossero delle fantasie di bambini, ma in quei racconti c'era un filo comune che ha destato preoccupazione nelle mamme e nei papà. Il dirigente scolastico non ha esitato a contattare i carabinieri per verificare quelli che erano stati definiti atteggiamenti scomposti da parte della maestra e così sotto la direzione della procura lametina è iniziata l'attività di videosorveglianza nelle aule, immagini che hanno documentato i metodi di educazione utilizzati dalla maestra, schiaffi, violenza verbale, smettila di urlare che ti faccio il muso a sangue, questa una delle frasi registrate dagli inquirenti rivolte agli alunni, e ancora insulti nei confronti dei piccoli e le affidati, porco, maiale, sono stanca, dovete stare divisi, ognuno nel suo recinto. La donna, hanno accertato gli inquirenti, reiteratamente utilizzava la violenza come mezzo di correzione e dai filmati è emerso un quadro preoccupante che ha portato la locale Procura della Repubblica a richiedere e ottenere l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Sono stato sempre contrario all'idea di fare delle classi scolastiche il Grande Fratello.
Cioè sono sempre stato contrario alle telecamere perché ho pensato che ci fossero altri modi per prevenire, come l'applicazione della legge sullo stress lavoro correlato. Io come garante per l'infanzia della Calabria con l'Ordine Regionale degli Psicologi avevo fatto un protocollo per agevolare questo strumento legislativo che ci dice se qualche docente ha bisogno un attimo di riposo perché è un mestiere usurante, non certo per criminalizzare una categoria, ma alla luce del reiterarsi di episodi violenti nei confronti dei bambini, lavorerò con forza da questo momento in poi perché in ogni asilo e in ogni scuola primaria di primo grado ci siano le telecamere in classe, per obbligo, per legge. Prima la tutela dei minori, poi la privacy dei docenti. Prima la tutela dei minori. Parliamo di sanità, nulla da fare per il turnover nella sanità calabrese, è scattato il blocco delle assunzioni, il tavolo adduce lo certifica, il disavanzo è troppo alto, non c'è alcuna possibilità di implementare le piante organiche negli ospedali. Sanità siamo sempre alle solite, vale a dire stato confusionale. Il decreto è lì in aula a Montecitorio in viaggio in attesa che i deputati lo valutino e lo trasformino in legge. Operazione non scontata, da Roma a Catanzaro dove Cotticelli insiste con l'elenco dei nuovi commissari, ma la regione non molla, e cioè non firma e non avalla, anzi rilancia al grido di colonizzatori. Fin qui dialettica politica e gioco delle parti. Il problema vero, quello più sentito dai cittadini, è un altro, il blocco delle assunzioni. Ecco, appunto, sembrava scongiurato il pericolo e invece c'è e come se c'è, almeno per il momento, nonostante le tante rassicurazioni fornite dai vari esponenti politici, non v'è traccia della modifica annunciata. Il sistema sanitario calabrese ha accumulato troppi debiti, quindi niente nuovi medici, infermieri e operatori sanitari, nonostante negli ospedali il segno meno è pari a quasi 4.000 unità. È difficile immaginare di costruire una sanità migliore se le strutture sanitarie della regione non verranno messe nelle condizioni di poter svolgere al meglio il loro lavoro. Cambiare registro è necessario, su questo non ci piove, ma non è questo il momento migliore e soprattutto non è questo ciò che i cittadini si aspettano. La politica del rigore e dei tagli ad oggi non ha prodotto nulla di buono e, come recita un vecchio adagio, perseverare è diabolico. Parliamo di immigrazione, 54 migranti arrivano, sbarcano nella notte nel porto di Crotone, sono stati soccorsi in mare, sono stati anche arrestati gli scafisti, vediamo. 54 migranti, tutti uomini e tutti di nazionalità pakistana, sono sbarcati nel porto di Crotone dopo essere stati soccorsi la notte scorsa da un pattugliatore della Guardia di Finanza al largo delle coste di Isola Caporizzuto. 2 cittadini russi ritenuti gli scafisti dell'imbarcazione sono stati arrestati. L'operazione è stata portata a termine dagli uomini della Guardia di Finanza attraverso l'intervento di 2 unità navali del reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia ed una della Roana di Taranto, dopo essere stati intercettati da un velivolo della Guardia di Finanza del ROEN in missione di controllo avanzato sul Mar Ionio. A questo punto è stato allertato il dispositivo di sorveglianza segnalando un'imbarcazione a vela in navigazione verso le coste italiane e le 3 unità navali della Guardia di Finanza, le 2 del RON di Vibo Valentia e quella del gruppo aeronavale di Taranto, hanno preso il mare individuando il natante un monoalbero di 13 metri. La barca a vela, una volta entrata nelle acque territoriali italiane, tentava di raggiungere inosservata la costa con l'intenzione di incagliarsi nei bassi fondali e consentire lo sbarco indisturbato dei migranti e la fuga degli scafisti, ma i finanzieri l'hanno intercettato per tempo, trovando a bordo, stipati sotto coperta, 52 migranti, tutti adulti maschi di origine pakistana, e al timone 2 cittadini russi sospetti scafisti. I militari hanno preso in custodia i russi e condotto sotto scorta la barca a vela al porto di Crotone per le operazioni di identificazione dei migranti e il loro trasferimento al centro d'accoglienza di Isola Caporizzuto. Dalle prime informazioni, l'imbarcazione, ora sotto sequestro, sarebbe partita il 17 maggio da Bodrum in Turchia e tutta la navigazione è stata condotta in modo da raggiungere l'Italia nell'arco notturno del fine settimana per trovare meno controlli e portare a termine senza problemi il traffico. Le 54 persone, tutte in discrete condizioni di salute, sono state fatte sbarcare con l'assistenza del 118 della Croce Rossa. Successivamente sono stati condotti nel centro accoglienza di Sant'Anna di Isola Caporizzuto, mentre per i 2 russi sono scattati gli arresti in attesa delle successive determinazioni.
Altre notizie nei nostri 100 secondi, anche qui c'è un po' di sanità con 3 medici che sono finiti nei guai. I carabinieri dei NAS di Catanzaro hanno effettuato dei controlli in uno studio medico associato della città capoluogo. 3 i sanitari denunciati alla Procura della Repubblica, i camici bianchi accusati di truffa. Disagi e paura questa mattina all'aeroporto di Lamezia Terme, dove un velivolo della Blue Air in partenza per Torino ha riversato del carburante sulla pista in fase di rifornimento. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale che hanno messo in sicurezza la zona. Abusivismo edilizio e sbancamenti non autorizzati, scattano le denunce, i controlli dei carabinieri forestali nella zona silana, in particolare a San Giovanni in Fiore, nel Cosentino, sequestrata un'area privata sottoposta a vincolo forestale. A Spezzano della Sila, nuovo sequestro nei pressi del lago Cecita, dove sono stati realizzati con mezzi meccanici 2 sbancamenti su un terreno vincolato al fine di livellarlo per fini agricoli. Finisce ai domiciliari un 20enne di Catanzaro, per lui l'aggravamento dell'ordinanza dell'obbligo di dimora. Il giovane era stato arrestato il 6 aprile scorso per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Un'altra notizia che riguarda il carcere di Cosenza dopo l'episodio della fuga di una persona che era stata tradotta nel carcere, appena arrivata si era data alla fuga, poi preso, come sapete, domenica scorsa. Un detenuto del circuito di media sicurezza ha aggredito durante l'orario di permanenza in socialità un assistente capo della polizia penitenziaria, sferrandogli un pugno in faccia e spegnendogli una sigaretta sul volto. Lo rendono noto il personale Giovanni Battista Durante, Daniele Bellucci del Sappe. La polizia, dicono, soffre una consistente carenza di personale che si ripercuote nell'organizzazione dei servizi e nella gestione dell'intera struttura. E adesso andiamo sulle spiagge di Vibo Marina, che sono state pulite in questi giorni dai bambini. Anche la Capitaneria di Porto e Guardia Costiera di Vibo Marina, aderendo alla campagna di comunicazione ed educazione ambientale in materia di lotta alla dispersione delle microplastiche nell'ambiente marino e costiero, denominato Plastic Free, ha realizzato un importante evento di educazione ambientale. La campagna Plastic Free è nata da un accordo di programma tra il Comando Generale e il Ministero dell'Ambiente ed è volta a promuovere la sensibilità ambientale e le buone pratiche. E quindi si spera che appunto le generazioni future possano accrescere questa sensibilità e rispettare l'ambiente dove vivono. Sì. La pulizia delle spiagge deve diventare un concetto principale perché è un bene da preservare. Certamente, soprattutto con l'approssimarsi della stagione estiva, gran parte delle persone si riversa sulle spiagge e quindi sono ambienti da tenere estremamente puliti. Oggi con la campagna Plastic Free noi puliremo circa 6 km di costa che rientrano appunto nella giurisdizione della Capitaneria di Porto di Vibo Valenza, partendo appunto dalla spiaggia di Via Vespucci fino a Bivona. Personale della Guardia Costiera, associazioni ambientaliste hanno effettuato la pulizia dell'arenile del litorale con la partecipazione soprattutto degli studenti dell'Istituto Comprensivo Amerigo Vespucci di Vibo Marina, diretto da Maria Salvia. La cosa più importante è sensibilizzare i ragazzi. E un'altra cosa importante è quella di insegnargli veramente a rispettare la natura, ciò che hanno. La risposta mi sembra che sia partecipe, corale. Sì, la nostra scuola è sempre molto attenta a queste problematiche perché loro lavorano in classe, studiano, siamo una scuola sostenibile, abbiamo interamente abbracciato l'idea dell'Agenda 2030, per cui questo per noi è il pane quotidiano, per loro è il pane quotidiano, principalmente per insegnare loro a rispettare l'ambiente, a rispettare le spiagge, a rispettare il mare e tutto ciò che è la natura che li circonda, altrimenti il pianeta non lo possiamo salvare veramente, ma cominciamo a piccoli passi.
E adesso la polemica sulla gestione dello stadio San Vito Gigi Marulla, che è approdata da giorni sui siti, oggi sui social, con un post in risposta a una richiesta di un tifoso da parte del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, e poi il comunicato della società di Eugenio Guarascio, che ha risposto lamentando intanto l'incompletezza dei lavori e smentendo, dicendo che si tratta di una fake news che vuole che il Cosenza sia gratis al San Vito Marulla. Convenzione pronta ma non firmata, un futuro però da chiarire al più presto per il bene del calcio cittadino, presidente che ha invitato il sindaco ad un confronto risolutore. Sentiamo. La partita stavolta non si gioca nello stadio, ma per lo stadio. Il Marulla è al centro di un dibattito virtuale fatto di botte e risposte tra l'amministrazione comunale e il Cosenza Calcio, svelato al pubblico sui social proprio con la pubblicazione di una lettera inviata dal comune alla società rossoblù in risposta negativa ad una richiesta di rimborso per i lavori effettuati. Da lì il normale carteggio tra le due entità è diventato virale, proseguendo con una nuova replica del sodalizio e oggi con il post del sindaco Occhiuto in risposta ad un tifoso. Il primo cittadino ha bollato come pretese assurde quelle del Cosenza, affermando che la società avrebbe voluto gestire gratuitamente l'impianto senza sottoscrivere un contratto. La risposta non si è fatta attendere stavolta, è sceso in campo proprio il presidente Guarascio, che ha definito fake news la richiesta di gratuità dello stadio, lamentato il mancato completamento dei lavori di messa a norma della struttura e invitato l'amministrazione ad un confronto sereno per stabilire ruoli e compiti precisi. Basta polemiche, questo l'invito del presidente del Cosenza. La Serie B è un patrimonio da difendere ed è impensabile che i lupi lo debbano fare lontano dal Marulla. Andiamo a Mendicino adesso per la cerimonia di inaugurazione dell'evento Incontro con l'autore. Il centro congressi del Parco degli Enotri di Mendicino ha ospitato la cerimonia di premiazione della 15ª edizione di Incontro con l'autore, un appuntamento importante organizzato dal Centro Attività Culturali della Fondazione Carical, che rappresenta il momento conclusivo di un percorso che dura tutto l'anno scolastico e coinvolge gli studenti delle scuole superiori della Calabria e della Basilicata. Anche quest'anno la manifestazione ha registrato numeri importanti, circa 200 infatti le recensioni da 9 scuole partecipanti. I libri recensiti dagli studenti sono stati 5, scelti sapientemente ponendo al centro tematiche di grande attualità e argomenti in grado di stimolare gli studenti e far nascere in loro l'amore per la lettura. È un incontro davvero molto formativo, perché i ragazzi poi si preparano anche le domande eventualmente da fare agli autori stessi. Quindi dietro c'è appunto non solo la lettura, ma c'è anche lo studio delle cose che hanno letto, gli approfondimenti, e quindi l'iniziativa mira anche a farli crescere, soprattutto a incentivare in loro il gusto, la passione per la lettura, che oggi è più che mai necessaria. I saperi invecchiano molto rapidamente oggi, anche per via dei successi della tecnologia, e quindi gli autoaggiornamenti sono una necessità vitale, ma per autoaggiornarsi vuol dire piegarsi su un libro, capirlo, approfondirlo, e se non si è abituati fin da piccoli a leggere e a capire un libro, da adulti può essere difficile. Il progetto Incontro con l'autore prevede, tra l'altro, per gli studenti partecipanti, la possibilità di entrare a far parte della giuria scolastica per la sezione narrativa giovani del Premio per la Cultura Mediterranea Fondazione Carical, già fissato per il prossimo 4 ottobre. Andiamo adesso al centro di Cosenza, piazze, strade piene, zeppe di piccoli e giovani atleti per Tremenda Day, l'evento che da 5 anni sceglie Cosenza con Don Antonio Mazzi e la sua carica, la sua voglia di vivere. Per un giorno Cosenza si è trasformata in un campo da gioco, un ring, un tatami, un parquet, un palco, un luogo fatto per lo sport, per la musica, l'arte e il volontariato. Tremenda Day da 5 edizioni, sceglie la città dei Bruzzi e la anima grazie ai bambini e ai ragazzi che si esibiscono per le strade e le piazze. E la tremenda voglia di vivere che accomuna i giovani e Don Antonio Mazzi, fondatore del progetto Exodus, che mira a salvaguardare i ragazzi, quelli che affrontano i problemi e quelli che rischiano di incontrarli. Ci sono tanti modi per dimostrare una città, questo è il modo più bello. Giovani, sport, speranza, gioia, felicità.
mi pare che sia una cosa che mi affascina, perché bisogna che ci mettiamo in testa che i ragazzi di oggi sono migliori di quelli di ieri. Sono gli adulti di oggi che sono peggiori di quelli di ieri. Sul palco anche una nutrita delegazione del settore giovanile e femminile del Cosenza Calcio e poi tanta musica. E vediamo adesso le previsioni del tempo per le prossime ore con questa nuvoletta del weekend che interessa la Calabria. L'avvicinarsi di una depressione afro-mediterranea sul Mar Tirreno causerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla nostra regione, con i primi segnali che si avvertiranno già nel corso della giornata di sabato. I maggiori effetti però si manifesteranno nella giornata di domenica e con l'inizio della nuova settimana. Domani cielo irregolarmente nuvoloso con piogge sparse localmente anche di forte intensità, tuttavia durante la giornata non si escludono momentanee fasi di tempo soleggiato, temperature stazionarie. Domani mari generalmente mossi con venti moderati dai quadranti orientali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.it anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per averci seguito, arrivederci e buon weekend.